Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò della vitamina D e se l'integrazione di questo ormone può ridurre il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Trovate altri video informativi e divulgativi come questo sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ma partiamo con il dire che cos'è la vitamina D. Si tratta di un ormone che influisce sul processo di assorbimento intestinale del calcio e del fosforo. Il suo ruolo fondamentale, quello noto a tutti, riguarda la mineralizzazione ossea, cioè la formazione e la rigenerazione dell'osso. Però questo ormone ha anche altri importanti ruoli nel nostro organismo, come la regolazione del sistema immunitario, il nostro sistema di difesa, o ancora la regolazione del sistema nervoso e dello stato infiammatorio del nostro corpo. Soltanto il 10-20% di tutta la vitamina D presente nel nostro corpo deriva dall'alimentazione, dall'assunzione di cibo. Il restante 80-90% viene sintetizzato, viene prodotto nel nostro corpo a livello della cute quando ci esponiamo ai raggi solari, ai raggi ultravioletti. Gli alimenti che contengono più vitamina D sono i pesci più grassi come il salmone, lo sgombro, l'olio di fegato di merluzzo o ancora le uova e i cereali che mangiamo al mattino spesso sono arricchiti di vitamina D. Non è comunque indicato aumentare l'introito di questi alimenti in uno stato di carenza, ma nemmeno in prevenzione, perché questi alimenti spesso sono molto grassi e quindi non ci sarebbe poi un beneficio anche dall'assunzione di questa vitamina D. Ciò che è raccomandato invece è di esporsi ai raggi solari, ovviamente non nelle ore più calde ed evitando le bruciature, in quanto, come detto, la sintesi, la formazione di questa vitamina D avviene a livello della nostra cute. In particolare, quando ci esponiamo ai raggi solari, ai raggi ultravioletti UVB, avviene la sintesi del preormone, cioè della vitamina D quando ancora non è attivata a livello della cute. Poi questo preormone viene messo in circolo nel sangue e arriva al fegato e al rene, dove viene attivata. La prescrizione della vitamina D è regolata in Italia da una nota dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che è la nota 96. La vitamina D deve essere prescritta nello stato di carenza di questa vitamina oppure nell'osteoporosi. La prescrizione deve avvenire sempre da parte del medico ed è assolutamente sconsigliato il fai da te domiciliare in quanto l'eccesso di vitamina D può portare a delle conseguenze anche gravi per la nostra salute. Ricordo che l'indicazione principale per prevenire lo stato di carenza o l'osteoporosi è di passare più tempo all'aria aperta esponendosi ai raggi solari quando questi non sono molto forti. Recentemente un gruppo di ricercatori finlandesi ha pubblicato su una rivista internazionale, l'American Heart Journal, uno studio dove si è andato a valutare se l'assunzione di vitamina D a dosaggi superiori a quelli attualmente raccomandati potesse ridurre il rischio di sviluppare l'aritmia fibrillazione atriale. I ricercatori hanno arruolato quasi 2500 volontari e li hanno seguiti in un follow-up di 5 anni. Ad un terzo di questi volontari è stata data una compressa che non conteneva vitamina D né altre sostanze attive, il cosiddetto placebo. Ad un altro terzo è stata data una compressa contenente il doppio del dosaggio di solito raccomandato di vitamina D e ad un altro terzo dei volontari è stato dato una compressa contenente il quadruplo del dosaggio solitamente raccomandato di vitamina D. Ovviamente i volontari sapevano
che potevano assumere una delle 3 compresse ma non sapevano quale, e questo si usa comunemente negli studi randomizzati controllati in cieco per evitare che si possa influire sui risultati della ricerca. Al termine del periodo di osservazione di follow-up di 5 anni, si è visto che chi aveva assunto la compressa contenente il doppio del dosaggio raccomandato di vitamina D aveva un rischio del 27% inferiore rispetto a chi ha assunto il placebo di sviluppare questa aritmia che è la fibrillazione atriale. Invece chi ha assunto la compressa contenente il quadruplo del dosaggio solitamente raccomandato di vitamina D aveva un 32% di rischio in meno di sviluppare la fibrillazione atriale. Ovviamente questo è ancora uno studio iniziale, però ci apre le porte a poter strutturare altri studi più grandi e più specifici per poter valutare per bene il ruolo che ha la vitamina D nella prevenzione della fibrillazione atriale. Per il momento non è assolutamente indicato utilizzare dosaggi così alti di vitamina D, in quanto il sovradosaggio di questo ormone può portare all'ipercalcemia, l'aumento del calcio nel nostro sangue, che può portare a disturbi anche importanti, a partire da nausea, vomito, mancanza di appetito, fino ad arrivare a problemi renali quali l'insufficienza renale. Ricordo che video come questo hanno soltanto uno scopo informativo e di divulgazione scientifica e non vogliono in nessun modo invogliare al fai da te. Pertanto la prescrizione deve avvenire sempre a carico del medico, che poi ha il compito di seguire la persona per valutare l'effetto della terapia somministrata. Ricapitolando, la vitamina D è un ormone che viene soltanto in piccola parte assunta con il cibo e per la maggior parte viene sintetizzata nel nostro corpo, nella cute, quando questa viene esposta ai raggi solari. La vitamina D ha un ruolo molto importante nella mineralizzazione ossea, ma agisce anche nella regolazione del sistema immunitario, dell'infiammazione del nostro corpo e del sistema nervoso. La prescrizione deve avvenire da parte del medico quando c'è uno stato di carenza di questa vitamina D oppure è presente l'osteoporosi. Recentemente uno studio finlandese ha valutato se dosaggi superiori a quelli attualmente raccomandati di vitamina D potessero ridurre il rischio di sviluppare la fibrillazione atriale, e dai risultati dello studio questi dosaggi più elevati di vitamina D hanno ridotto il rischio di sviluppare questa aritmia che è la fibrillazione atriale. Sono però necessari ulteriori studi più grandi e più mirati per poter validare questi risultati, quindi in questo momento non è indicato utilizzare dosaggi così elevati di vitamina D. La prescrizione di questo farmaco inoltre deve avvenire sempre da parte del medico. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo per una più ampia diffusione. Seguitemi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.